Da Zubipiù Lusardo di Gavino Murgia, volando fino all'estremo oriente con la chitarra del vietnamita Nguyen Ly e con le percussioni primitive africane e caraibiche del francese Mino Cinelu, il pubblico della struttura teatrale del padiglione Tamunia Macomer è stato trasportato in un magico viaggio. Il trio, formato recentemente dal jazzista nuorese, è incantato con una musica evocativa che ha suggerito atmosfere ancestrali e melodie lontane, in chiave jazzistica, mescolando sapientemente i diversi generi. L'uso jazzistico della voce del tenore sardo è una trovata di Gavino Murgia, che usa le sonorità gutturali caratteristiche forse solo del solo patrimonio sardo, se si escludono alcune assonanze con la musica mongola. Il concerto del trio di Gavino Murgia è la terza serata del circuito multidisciplinare proposto dalla CEDAC e dall'assessorato alla cultura del comune di Macomer. Le rappresentazioni sono incominciate con un divertente monologo di Enrico Rossi, poi una riproposizione delle canzoni di Frank Sinatra con l'orchestra tutta sarda di Paolo Nonnis, tutti di buon livello e molto graditi dal pubblico. Sabato prossimo sarà la volta di Paolo Endel con Fuga da via Pigafetta. Come è nato il trio? Questo trio è nato, in realtà era un gruppo, quando è nato era un gruppo un po' più allargato, abbiamo fatto una serie di concerti in Francia, una produzione originale, e niente, adesso si è condensato in un trio ed è una cosa completamente diversa e nuova. Quindi questi sono i primi 5-6 concerti che stiamo facendo, dopodiché andremo anche in studio a registrare questo progetto. Come è sorta l'idea di usare il canto a tenore? Io sono di Nuoro e quindi ho sempre cantato a tenore anche, poi ho strapolato una delle quattro voci, cioè il basso, dal coro, no? Formato da quattro voci e l'ho sviluppato in una maniera un po' diversa.